Io sono Bastoni, per chi non mi conosce, sono il direttore di Arsenal, molti di voi ci siamo già visti. Questa infatti è una delle fortunatamente molteplici riunioni che abbiamo fatto su questo progetto Escape. Questo, per ricordarlo, è un progetto cofinanziato dalla Regione Veneto e dal Ministero dell'Innovazione che si propone di diffondere su tutta la Regione il processo che serve per arrivare a dare ai pazienti i certificati online. È un progetto in cui, quando parliamo di certificato online, è solo la parte finale. In realtà significa digitalizzazione, significa firma elettronica, significa problematiche di privacy, di archiviazione. E oggi è una di quelle giornate, noi abbiamo chiamata di info-informazione, che cura una parte più non tanto tecnica, ma più proprio riguardante le normative. In videoconferenza c'è la dottoressa Di Minco del Ministero della Sanità perché si è ammalata, e allora però per volerci essere la vedremo un po' acciaccata, forse avete già visto, però la ringraziamo moltissimo perché nonostante la sua malattia vuole essere presente e quindi vuole dare il suo contributo. Mi rimane solo questo da dire, che questo Escape è un progetto che probabilmente uno dei non molti progetti che in sanità è comune su tutte le ULSS per dare una omogeneità di procedure e di accesso ai servizi della sanità comune a tutti i 5 milioni di abitanti della regione. E inoltre è uno dei passi fondamentali per poter arrivare a quel fascicolo elettronico che sarà un po' il nuovo corso dell'assistenza sanitaria, concentrando di più l'attenzione sul paziente che sull'ospedale. Ma di questo poi vi parlerà eventualmente l'ingegner Gubian, che voi sapete è responsabile IT della Regione Veneto, della sanità, della segreteria sanitaria della Regione Veneto, forse ho esagerato, scusami, a cui lascio la parola. Per cui buon lavoro a tutti e benvenuti ancora. Grazie e intanto un buongiorno a tutti. Io introduco semplicemente la giornata, poi lascerò lo spazio anche ai professionisti che hanno preparato diversi interventi nelle materie che il dottor Bastoni ha poi indicato. Una riflessione. Chi di voi ha visto la bozza della proposta di legge del nuovo piano sociosanitario sa che per la prima volta, credo, in un documento che diventerà poi legge della Regione Veneto si parla di fascicolo sanitario elettronico. Il fascicolo sanitario elettronico è per definizione la condivisione di tutte le informazioni, dati e documenti che ruotano e sono centrati sul paziente. È lampante a tutti che, condividendo dati ovunque sia stata erogata la prestazione, il problema della privacy, il problema del modello che sottende, diciamo, la gestione di questa condivisione dei dati è fondamentale. Non dico che, ma immagino poi nel caso ne parlerà la dottoressa Di Minco, voi sapete che già sia a livello nazionale il tema del fascicolo, delle linee guida per la sua implementazione, un percorso che è iniziato in Parlamento per l'approvazione di una legge che parla di fascicolo, e il garante che è uscito con le sue linee guida, anticipando, se volete, addirittura i presupposti giuridici e normativi per la creazione del fascicolo. Tutto questo sta già succedendo a livello nazionale. Quello che noi dobbiamo fare, per cui un incontro come quello di oggi deve andare verso questa direzione, è fare delle riflessioni per darci delle regole, delle policy, si dice di solito quando si parla in ambienti IT, ma qui vi pregherei di vederle come sentirle in accezione organizzativa più che tecnologica. Dobbiamo darci delle regole con cui gestire la condivisione dei documenti, il che vuol dire gestire i consensi
e tutti i livelli di consenso necessari affinché le informazioni possano circolare nel rispetto della normativa sulla privacy. Ci tengo a sottolineare che prima di tutto è un modello organizzativo. La tecnologia poi deve recepire, ma ancora una volta non vanno confusi i livelli. È principalmente un modello organizzativo. Noi dobbiamo scrivere le regole di un modello organizzativo. Dopo dobbiamo anche recepirle, sarà un problema più tecnologico, in tutti i nostri sistemi e non sarà facile. Perché il lavoro da fare è tanto, gli applicativi che o da poco o da tanto ci troviamo in azienda, lo sappiamo, sono diversi e far recepire a tutti le stesse regole non sarà facile. Però questo si riesce a fare nella misura in cui queste regole sono chiare e condivise da tutti. Questo è, secondo me, il focus di un evento come questo, cioè diffondere, se volete, cultura, aggiornamento sulla questione privacy, soprattutto negli aspetti, diciamo così, normativi, se volete, ma anche gestionali e organizzativi soprattutto, per dare in modo poi a tutti di capire quali saranno le regole del gioco, regole che vanno condivise su tutto il territorio se vogliamo poi realmente creare un fascicolo che non sia quello di un'azienda, ma che sia quello dell'intera Regione Veneto e del cittadino. Nel fare questo dobbiamo tener conto anche di quelli che sono i vincoli con i livelli nazionali. Se esistono delle direttive, delle linee guida, vanno recepite, perché è chiaro che guardiamo molto in avanti nel tempo, io credo, ma se poi verrà più avanti che diverse regioni hanno realizzato un fascicolo e che magari vogliono condividere informazioni anche a un livello più elevato, io credo che questo verrà molto lontano nel tempo, ma prima o poi succederà, dobbiamo essere anche pronti a recepire, diciamo così, a cooperare con le altre regioni. Però, tornando coi piedi per terra, intanto dobbiamo cooperare tra aziende e oggi ancora non succede. Per cooperare tra aziende servono regole precise e condivise. Quindi, adesso chiudo il mio intervento dicendo che dobbiamo diffondere tutta la cultura necessaria sul tema affinché tutti possano partecipare per le loro competenze a questo processo, che è soprattutto di definizione di un modello organizzativo.